Porte chiuse al comunale Bugolo di Santa Teresa, amici della Wisport, va in scena la 17ª giornata del campionato di eccellenza per il girone B. La Ionica affronta il Santa Croce, formazione di mister Moschella in piena bagarre play-out, è uscita sconfitta all'ultimo incontro per 2-1 contro il Milazzo, sconfitta anche per i ragazzi di mister Lucenti. Il Santa Croce ha ceduto invece il passo alla formazione del Palazzolo, 4-3-3 per la Ionica con Vittorio tra i pali, linea difensiva con Loria e Manulli sugli esterni, Rasimenko e Martinez al centro, a centrocampo invece ci vanno Gazzè con Ferraro e Cardia, in avanti Dadone con Zavoga e il giovanissimo Gaeta. Arbitra la partita il signor Benito Saccata della sezione di Messina, Giuseppe Minuto i suoi assistenti, anch'esso della sezione di Messina, insieme a Giuseppe Torre della sezione di Barcellona. Pozzo di Gotto, prima chance per la Ionica al quinto minuto con Gaeta che cerca spazio, prova a girarsi, il pallone arriva facile tra le braccia di Gavone. Alla prima chance invece passa il Santa Croce perché c'è un calcio di punizione affidato al proprio numero 7 Di Rosa, pasticcia Vittorio ed è un clamoroso autogol che apre le ostilità al comunale Bugolo. Rivediamo qui l'estremo difensore della Ionica, vede all'ultimo arrivare il pallone, lo va a deviare un paio di volte e lo deposita in rete. 0-1 Santa Croce. Con questo autogol la Ionica prova a uscire dal pressing della formazione avversaria, ma è ancora una conclusione da parte di Iavichino che manda alto sopra la traversa. Calcio punizione per il Santa Croce, che siamo al 29esimo. Leone mette il pallone sul secondo palo dove c'è Fiore, il pallone che si insacca ancora una volta e il Santa Croce a raddoppiare quando siamo praticamente alla mezz'ora. Il bel calcio punizione da parte di Leone è stato sfruttato in maniera meravigliosa da Fiore che con un colpo di testa in palombella ha battuto il portiere della Ionica. Santa Croce che continua a pressare, continua ad attaccare, qui la conclusione è del numero 10 Francesco Leone che però si perde sul fondo. Occasione invece dubbia in area di rigore della formazione in maglia blu perché Dadone entra così. C'è l'intervento di Ravalli da non sanzionare secondo il direttore di gara. Santa Croce che però troverà anche il gol dello 0-3. Siamo praticamente allo scadere della prima frazione, l'inserimento ancora una volta da parte di Fiore, doppietta per lui e Santa Croce che ha praticamente chiuso i giochi già nel primo tempo. Che mazzata per la Ionica, questo 0-3. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara Sacca che manda le due squadre negli spogliatoi. Fino a questo momento l'autorete di Vittorio e la doppietta di Fiore consegnano i 3 punti al Santa Croce. Si può ripartire con il secondo tempo che si apre con ingressi in campo di Puglisi al posto di Gazzè. Al 49esimo sarà proprio la Ionica ad attaccare per cercare di riaprire il match con il neoentrato Puglisi che prova a entrare in area di rigore dalla sinistra, il suo mancino in diagonale, non lo tocca nessuno. Si perde dunque una buona occasione per la Ionica che continua ad attaccare, calcio punizione, cerca lo schema Savoga. Fraseggio corto con il compagno, poi la sfera finisce sul fondo, la Ionica attacca dall'out destro, pallone che finisce in area di rigore, lo alza a campanile, il Santa Croce si avventa Puglisi ma va a svirgolare il mancino ben oltre i pari difesi da Cavone. Continua ad attaccare invece la Ionica con Dadone che manda alto sopra la traversa. Viene allontanato anche il mister Moschella per proteste da parte del direttore di gara Sacca. C'è un calcio di punizione per la Ionica che ci sta quantomeno provando. Francesco Cardia però con il destro lento dalle braccia di Cavone. Secondo cambio esce Savoga ed entra Saglimbeni e questa è la mossa della formazione di Santa Teresina, ma che attacca ancora il Santa Croce che sfiora il gol con questa conclusione dalla distanza parata da Vittorio. Attenzione alla Ionica qui con Cardia, era perfetto l'assist del compagno. Cardia ha avuto tutto il tempo per provare il sinistro, però cercato il pallone. Calcio di punizione per Martinez, ancora l'estremo difensore del Santa Croce senza grossi patemi. Triplice fischio al comunale di Santa Teresa, la Ionica perde per 3-0 contro il Santa Croce e arriva al terzultimo posto in classifica, soltanto a +1 sul Rosolini, vincente nella giornata odierna. Amici della Wisport, un cordiale saluto a Antonio Caroè che vi rimanda alla prossima.